Buonasera a tutti e benvenuti in diretta come al solito lunedì intorno alle 21 circa a Telepace Sport. Ciao Gloria. Buonasera a tutti. E ciao Luca. Buonasera. Manca Giacomo perché è in collegamento, poi scopriamo dove. Gloria, allora, una settimana sportiva di pareggi, diciamo, perché le nostre squadre liguri, al calcio, ma è vero. Le nostre squadre liguri hanno quasi tutte pareggiato, quasi, perché poi parleremo di Sestri Levante e anche di Lavagnese. Iniziamo però con la Serie A. Il Genoa ha giocato fuori casa contro l'Empoli, partita terminata 0-0, finita anche con un cartellino rosso al 92esimo, quindi diciamo non finita nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la Serie B, ha giocato la Sampdoria contro il Modena 2-2, la Sampdoria che si è fatta rimontare perché vinceva 2-0 con le reti di Gonzalez e di Alvarez, poi 2 rigori per il Modena, quindi anche la Samp si porta a casa solo un unico punto. Pareggio anche per lo Spezia contro il Catanzaro per 1-1 e per i bianconeri gol di Iagello. Per quanto riguarda la Serie C, entrambi hanno giocato fuori casa e a Arezzo-Entella 0-0, un punto importante comunque per l'Entella, per appunto la sua salvezza. Prossima partita per loro sarà contro la Carrarese il 10. Per quanto riguarda invece il Sestri Levante, è volato contro, è brutto da dire, è volato, è andato in Sardegna, ha giocato contro la Torres e ha vinto 1-0 con un rigore realizzato al 43esimo da Pane. Cosa dici di questo risultato per il Sestri Levante, Roberto? Molto buono. È un grandissimo risultato, credo, perché la squadra che sta giocando per salvarsi va a vincere in casa della seconda in classifica. Ma hai detto bene, Volato, perché vedi abbiamo questa bella immagine che abbiamo visto sui social della società, che è proprio per la partenza con l'aereo che poi ha portato anche questa bella vittoria. Ma ne parleremo perché abbiamo dei rappresentanti importanti da Sestri Levante. Come al solito vedete i colori che questa sera soprattutto sono di Sestri, sono di Chiavari Nuoto e Pallanuoto, e della Pesistica Chiavarese, che è un'altra società importante chiavarese. Ma stasera, Luca, parleremo un po' di più di pallanuoto e nuoto, da un po' più del tuo siamo. Questo senz'altro. Tanto diciamo subito che sono cominciati i campionati mondiali di pallanuoto, di nuoto anche, però a noi in questo momento interessa la pallanuoto perché c'è in ballo questo, sia per la nazionale maschile che quella femminile, il passo olimpico, che i campionati mondiali sono una manifestazione importante, un risultato importante. Ricordiamo nel 2009 Maurizio Felugo, chiavarese, che ha vinto i mondiali, nel 2019 l'altro chiavarese Stefano Luongo, che hanno portato a casa questo titolo, però quest'anno le Olimpiadi insomma sono il traguardo più importante, quindi senz'altro hanno cominciato bene sia le ragazze che i maschi, hanno 2 belle vittorie con tanti gol, quindi insomma questo fa ben sperare per finalmente raggiungere non solo il risultato nel campionato mondiale adesso, ma anche proprio questo passo olimpico che permetterebbe poi di affrontare il proseguo della stagione in maniera senz'altro più tranquilla per i tecnici delle nazionali. Allora, dopo la piscina andiamo invece su una grande maratona, mi sembra. Prima, Roberto, vorrei ricordare anche il risultato della Lavagnese, perché comunque è da ricordare adesso, ci focalizziamo anche sulla Serie D dopo questi risultati molto positivi diciamo, per la Lavagnese. Ha vinto 4-1 contro il Dertona e quindi è appunto il terzo risultato utile consecutivo per la salvezza, quindi ci crediamo fino alla fine. Un grande passo avanti. Esatto. Come dicevi tu, mi hai anticipato, questo weekend si è svolta la mezza maratona internazionale delle Due Perle. Questo deve essere un gol della Lavagnese, così. Così vediamo tutto, completiamo tutto con le immagini. Ci mancherebbe. La mezza maratona internazionale delle Due Perle, che è appunto una gara di corsa, di maratona di 21 km tra Santa Margherita e Portofino. Hanno partecipato quasi 1000 atleti, vorrei dire tra gli uomini il primo a tagliare il traguardo è stato Mengistu, che ci ha messo 1 ora e 10 minuti, mentre per quanto riguarda le donne vince Valeria Straneo, non so la pronuncia, mi scuso se stia guardando la trasmissione,
Pensate, lei già argento ai mondiali di Mosca 2013 nella maratona, quindi comunque già una grande campionessa. E per questo vorrei dire anche a Luca, che so che anche diciamo in casa di Luca la maratona è molto importante, giusto? Sì, Ma hanno partecipato? No, non hanno partecipato. mia moglie ha partecipato alla 10 km al sabato, sì. Si è un po' Bene. contenuta questa Allora salutiamo volta. Nuria. Bene, detto tutto, Ci siamo. l'introduzione è stata fatta. Allora andiamo a presentare gli ospiti. Tu Andiamo. avrai una platea molto importante, come al solito. Rimaniamo con Chiavari Nuoto e Pallanuoto. Giovanni Ragazzoni, che è responsabile del settore nuoto sincronizzato Chiavari Nuoto, poi allenatore esordienti anche, mental coach, grazie di essere qua a tutti quanti. Un applauso insieme a Gabriele Lucianti, che è allenatore della prima squadra. Vorrei a questo proposito fare anche un saluto a Robert Dino, se ci sta per caso vedendo, un salutone al mister allenatore Robert Dino. Poi andiamo, dicevo, un'altra società importante chiavarese, la pesistica Chiavari Dino Canzio, che è qua rappresentata da Luciano Brighenti, che è il presidente, insieme a Fabio Cogorna, allenatore. Dicevamo del grande calcio e il grande sessi, ne parleremo questa sera col settore femminile, qua con la responsabile Silvia De Blasio. Vittorio Raffo, che è il vicepresidente, e poi l'addetto stampa del Sessi Levante, Joel Roberto Capello. Io direi subito una battuta con Joel perché insomma da tanti anni conduceva la trasmissione sportiva, adesso invece dall'altra parte come ti trovi, Joel? Stasera? Ma no, stasera sono... per questo nuovo ruolo di addetto stampa del Sessi Levante. In realtà lo facevo già un po' pochino così, lo facevi. Tempo perso. Quest'anno bisogna farlo un po' più ufficialmente perché è una categoria importante la Serie C e quindi bisogna anche dedicargli del tempo. Ecco. Ma insomma, è stata una bella serata ieri. È stato un bel pomeriggio, sofferto, una vittoria sofferta ma che ci dà modo di guardare con ottimismo anche al futuro perché insomma è un mese abbastanza tosto quello di febbraio e adesso giocheremo col Perugia, poi andremo con la Juventus, Next Gen e poi giocheremo col Cesena, insomma sono squadre che insomma hanno un passato anche in Serie A quindi sarà un mese importante. Bene, con il volto di Joel volevo salutare anche Marco Pinata e la famiglia di Entella perché tanti anni hai condotto e poi chissà magari ricominci, non si sa, no? Il futuro non lo sappiamo. Un anno sabbatico. Un anno sabbatico. Benissimo, andiamo invece a vedere la platea. Esatto, come sempre qui in platea con me questa sera c'è il Sestri Levante femminile under 15, 12 e 10. A seguire abbiamo la pesistica Chiavari in verde. E invece da questa parte abbiamo Chiavari Nuoto e Pallanuoto. Andrei a vedere se Giacomo è pronto perché è sul campo della Colmata Chiavari perché ha la società Portofino, terza categoria di calcio, che stanno facendo gli allenamenti. A te Giacomo. Ma tanto lo senti lì, no? Sì, grazie Roberto, buonasera a chi ci sta seguendo. Noi siamo qui ai campi della Colmata di Chiavari dove si sta allenando il Portofino 84. Qui con noi Fabio Passalacqua che è presidente, tanto nome Portofino 84 significa che quest'anno c'è un compleanno importante che sta per arrivare. Sì, quest'anno saranno i 40 anni del Portofino e festeggeremo appunto questo avvenimento. È stata una lunga storia, ecco. Sì. Ci racconti brevemente com'è nata questa società, qual è stato lo spirito degli inizi? Diciamo che è iniziata con un gruppo di amici che ha deciso di formare una squadra e si è rivolta appunto a una delle radio private che c'era qua a Chiavari e appunto è partita con l'attività qua in Colmata. Ecco, sono 40 anni che facciamo, questo qua è il 39esimo campionato di terza categoria, abbiamo fatto anche degli anni in calcio a 5 maschile e femminile e comunque è un gruppo
affiatato, cerchiamo di aggregare dei ragazzi e fare divertire. Lo spirito è rimasto quello di un gruppo di amici, si può dire. Lo spirito sì, è partito un gruppo di amici ed è rimasto quello, si è trascinato. Infatti faremo una festa per ricordare questi 40 anni al Castello Brown prossimamente e ci saranno tutti i vecchi giocatori del Portofino. Lanciamo un invito, quindi diciamo a chi vuole venire. Sì, certo, sarà una bella festa che riunirà un po' tutti quelli che hanno giocato con noi. Ecco. Come vedete alle nostre spalle è in corso l'allenamento e per il momento è tutto, se non ci sono domande da studio la linea può tornare a voi. Bene, grazie, ci alterneremo con 2 o 3 collegamenti. Allora andiamo così a fare un giro veloce di saluto. Abbiamo al centro qua questa sera pesistica, tanto alle spalle anche della nostra sigla c'è un'immagine pesistica. Presidente, invece parlava di 40 anni di Portofino, voi storicamente quanti anni avete? Tanto volevo ricordare un po' che poi avete anche dato il nome alla società Dino Canzio. Esatto, l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo intitolato la società Dino Canzio, che è mancato nel 2008. Per noi è stata una persona di riferimento, un grande uomo, sia come tecnico. Ecco, lo vediamo. Sì, questa è una foto che ci ha dato la famiglia. Questo è un altro. E lui preferiva in genere un abbigliamento un po' più sportivo, era difficile vederlo con la cravatta così. Comunque un grande personaggio e quindi ci tenevamo. È stato un po' l'anima per È stata l'anima, è stato uno di quelli che nel 60 già cominciava a praticare un po' di pesistica qui in Chiavari. La società non esisteva ancora, la praticavano sotto la Chiavari Ring, come Chiavari Ring insieme alla lotta, erano insieme. Poi nel 76 è nata la pesistica Chiavari, con lui come allenatore, eccetera, eccetera. E poi via via, avremo modo di raccontare qualcosa questa sera. Farei, sei sola Silvia qua in mezzo a tutti questi uomini, ma te la cavi sicuramente. Silvia De Blasio, responsabile del settore giovanile del Sesti Levante, se dovessi fare una fotografia, com'è il Sesti Levante femminile? Buonasera a tutti. Il settore femminile del Sestri Levante è suddiviso in 3 categorie. Abbiamo l'Under 10, l'Under 12 e l'Under 15 che partecipano a 3 campionati. I 2 Under 10 e Under 12 sono a livello regionale, mentre l'Under 15 inizia a essere già un po' più a livello agonistico importante, visto che è comunque un campionato a base nazionale. E abbiamo all'incirca una quarantina di tesserate, la più piccola è della leva 2016, la più grande 2008, e cerchiamo di supportare lo sport femminile, soprattutto il calcio, perché comunque ne ha molto bisogno, soprattutto nella nostra regione. Vi divertite anche, tanto vediamo qualche volto della presenza qua. Questa sera che abbiamo qua? Abbiamo un po', abbiamo delle bimbe dell'Under 10, Under 12 e il più è Under 15. E tante ragazze vengono anche da Genova e stasera hanno avuto piacere a venire alla trasmissione. Infatti dopo mi sa che avranno qualcosa da dire anche loro a riguardo. Benissimo, benissimo. Io andrei, tanto per cominciare un pochino giù in platea, con Gloria, che abbiamo la persona centrale del pallanuoto e nuoto Chiavari. Esatto, lui è Stefano Giacometti, l'amministratore unico appunto della Chiavari Nuoto. Volevo chiederti, ma come funziona la gestione, diciamo, quotidiana di questa società? Faccio una sintesi, se no perdiamo un paio d'ore. Sintesi. Cerco di stringere. Dunque, la gestione è chiaramente impegnativa perché va dagli aspetti amministrativi e quindi rapporti con i fornitori e con le amministrazioni ai più banali organizzazioni degli spazi acqua e della gestione di quelli che sono i 3 settori, nuoto artistico e pallanuoto. Devo dire che la società è in forte crescita e i tecnici sapranno meglio di me parlare poi di quelli che sono i risultati e gli obiettivi. Quello che
Il motivo per cui ci sentiamo fortunati è quello di essere un ambiente giovane dove alla fine il fare squadra è un po' quello che ci caratterizza e ci porta avanti. Le difficoltà principali sono quelle di portare avanti appunto più o meno tutti i settori a un pari livello, in modo che ciascuno abbia i propri spazi. In ultimo abbiamo da poco festeggiato il compleanno dell'Acquarone. Da gennaio 2023 ci siamo incaricati della gestione dell'Acquarone. Credo sia importante ribadirlo perché abbiamo un po' restituito anche quegli aspetti riabilitativi sia alle comunità che alle fasce deboli, oltre chiaramente ad affiancarlo ad attività commerciali come il fitness e diciamo quello che è le attività in acqua, la riabilitazione e quant'altro. Ti ringrazio. Allora, da questo abbiamo una visione, diciamo, anche un po' societaria. Qua invece andiamo sul campo sportivo, Luca? Partiamo con Giovanni Ragazzoni, figlio d'arte. Palleggiamo, Sì, certo. Figlio d'arte perché è il figlio di Gughi Ragazzoni, allenatore, diciamo, che conosciamo tutti, ecco, di nuoto. Allora, Giovanni, tu hai seguito un po' le orme di tuo papà. Sì, ho iniziato anche io allenando e poi diciamo che mi sono allargato anche a più ampi orizzonti perché poi ho intrapreso questo percorso come mental coach, lavoro con diverse categorie e diversi settori della nostra società. Di Chiavari Nuoto ovviamente collaboro anche con altre società e altri atleti, però il lavoro che stiamo facendo qua con Chiavari Nuoto è sicuramente importantissimo. Sono stati sicuramente i primi a investire su di me, a darmi fiducia sotto questo aspetto. Infatti ormai da 3-4 anni collaboro con il settore pallanuoto, settore nuoto e settore sincro per quanto riguarda appunto la relazione di coaching, e devo dire che questo lavoro, a partire dai settori giovanili fino a salire alle prime squadre, sta veramente dando dei bei frutti. Ecco, io ti faccio un po' una domanda. C'è sempre un po' tra nuoto e pallanuoto, insomma, c'è sempre un po' comunque un po' di rivalità, ecco. Come gestite voi questa rivalità tra nuoto e pallanuoto, diciamo, tra i due settori, ecco? Ma è sempre molto, molto divertente scherzarci su con gli allenatori e con i ragazzi della squadra. Io mi trovo spesso, quando faccio gli incontri con i ragazzi della pallanuoto, a scherzare proprio sul fatto che, per esempio, io di pallanuoto lo capisca un H e magari poi insomma, però è un qualcosa che rimane sempre sullo scherzo. In realtà i rapporti sono molto buoni e anzi c'è una stretta collaborazione proprio tra il nostro allenatore della prima squadra di nuoto e l'allenatore della prima squadra di pallanuoto, perché appunto Simone Solinas si occupa della parte, diciamo, di preparazione atletica dei ragazzi in acqua, e di questo dobbiamo, insomma, ringraziare anche Gabriele del lavoro che sta facendo, che insomma si vede. Ecco, visto che hai citato Gabriele, allora lo presentiamo. Gabriele Lucianti, allenatore della prima squadra. Lui era già stato a Chiavari in tempi primo anno della Serie A1, e quindi insomma Gabriele, allora sei tornato a Chiavari, hai preso in mano la squadra e vedo che i risultati insomma stanno andando bene, ecco. Quarto posto in classifica. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sì, io sono subentrato appunto a Robert un mesetto e mezzo fa e niente, ho intrapreso, ho riniziato perché diciamo mi ero fermato post quinto qualche anno e sono stato ben felice di riprendere l'attività. Ho trovato un ambiente sano, un ambiente voglioso di far bene, ragazzi disponibili, seri, educati, e niente, stiamo facendo, direi, bene, come già precedentemente fatto da Robert, e ovviamente l'obiettivo è di continuare a fare sempre meglio, insomma, di migliorarci settimana dopo settimana, e questo è quanto. Poi andremo a vedere il campionato un po' più approfonditamente. Palleggiamo, andiamo nuovamente in colmata, linea a Giacomo col Portofino. Vediamo un po' se è in collegamento.
Non c'è ancora. Bene, allora andrei... Sì, vai. Sono qua in mezzo alle donne, quindi fare... È giusto, tieni un po' su questa se sera. Se sei d'accordo, io farei un intervento con queste 3 donzelle in prima fila, iniziando da Noemi. Allora, Noemi, iniziamo con Cecilia. Cecilia, tu mi hai detto che sono 3 anni e mezzo che giochi a calcio. Come mai hai scelto questo sport? Ho scelto questo sport perché mi piaceva molto e era nel periodo di Covid, facevo danza, però calcio era l'unico sport che si poteva fare all'aperto, quindi sono andata al primo allenamento a provare e mi è piaciuto e poi mi ha incitato anche molto una mia compagna di calcio, Carolina. Quindi ringraziamo Carolina anche per questo, giusto? Ok. Allora, poi... che tra le altre cose, prima appunto Cecilia mi ha anche detto una cosa, che lei non guarda tanto le partite di calcio, preferisce giocare a calcio, e questa sembra già una cosa bellissima a parer mio. Passando invece dalle più grandine, diciamo, andiamo da Martina, Martina, come va il campionato? Beh, bene, abbiamo giocato 3 partite, tra cui 2 vittorie e una sconfitta, però secondo me il campionato è alla nostra portata e con un po' di determinazione sia in allenamento sia comunque concentrazione in partita, la vittoria la possiamo portare a casa sempre. Bello spirito intanto. E la prossima partita sarà un derby, giusto? Siete pronte? Sì, ci siamo allenate abbastanza e quindi mercoledì abbiamo questo derby qua a Sestri. Perfetto, allora... Ok, arriviamo dopo. Allora, palleggiamo anche in questo caso con la femminile e la maschile. Vittorio, racconta un po' questo momento del Sestri Levante. Un momento, diciamo, siamo entrati nel momento decisivo della stagione, perché il giro di ritorno deve portare i punti necessari affinché si compia questo secondo miracolo sportivo, perché noi purtroppo giochiamo 38 partite fuori casa e contro squadre attrezzatissime, e quindi per noi è veramente un grande impegno sia economico che di sforzo proprio a livello di logistica e di tutto. Stiamo cercando di fare in modo di riuscire a fare questa impresa per dare un senso e continuità a un determinato lavoro, perché sarebbe veramente una grandissima fortuna riuscire a mantenere la categoria, per poter mantenere anche tutto quello che sul settore giovanile a livello soprattutto nazionale, il mantenimento di determinate categorie, il mantenimento di una filiera di lavoro che ormai è un triennio che è stata impostata. Sarebbe veramente un grosso impatto per la società non riuscire a portarlo avanti. Cioè bisognerebbe ricominciare da zero e purtroppo sarebbe veramente una grande perdita di tempo. E questo che adesso lo sentiamo, poi che abbiamo il servizio di Barilari, ma parlava di cuore, di grinta, anche un po' di fortuna. Una partita come ieri ci sta, però ce ne sono tante anche che magari hai perso dei punti al contrario, no? Che potevi magari recuperarli. Beh, il DNA del Sestri è quello di battagliare. Sappiamo perfettamente che non siamo a livello delle altre squadre dal punto di vista di struttura, organizzazione, blasone e altre cose, però ci mettiamo quello che tante squadre che magari hanno tanto blasone non possiede, cioè quella eredità di trasporto che ha anche le bimbe quando hanno la maglia sopra rosso-blu, danno sempre quell'impressione di avere qualcosa in più. Non so se sono i colori, se è proprio il tipo di squadra, ma in realtà c'è qualcosa che trascina un po' di più. Ed è il nostro DNA, appunto. Joel, cosa puoi aggiungere a quello che diceva il vicepresidente? Salvarsi sarebbe bello non solo a livello sportivo, ma proprio anche per i tifosi, visto che non giocare in casa non permette a tanti tifosi, anche anziani, di spostarsi, perché comunque Vercelli non è proprio dietro l'angolo, quindi
ci sono tanti tifosi che purtroppo si devono limitare a vederla in televisione, non è la stessa cosa, quindi mi auguro veramente di poter salvare il Sestri, di vedere il Sestri ancora in Serie C l'anno prossimo, non solo per una questione sportiva, perché fa piacere giocare in un campionato così bello, ma anche per tanti tifosi, anche tanti bambini, perché poi l'anno scorso, vincendo il campionato in quella maniera lì, si sono avvicinati tanti bambini che purtroppo, visto anche certi orari, non possono andare a Vercelli, ed è un vero peccato. Speriamo. Ritorniamo subito perché chiedono la linea. Allora diamo la linea incolmata col Portofino e con Giacomo. Ci siamo. Sì, grazie Roberto, siamo qui con l'allenatore del Portofino 84 Andrea Bonati. Intanto buonasera. Buonasera a tutti. Sei arrivato da pochi mesi, come sta andando? Ma diciamo, io sono molto contento di come sta andando, perché ho sempre tanti ragazzi allenamento, vedo che i ragazzi hanno voglia, si applicano e mi stanno a sentire, quindi sono molto contento. Ecco, sicuramente ci sono le basi per fare un buon lavoro. Ecco. Ci racconti cosa hai fatto fare ai ragazzi stasera? Abbiamo visto un po' qualcosa alle nostre spalle anche dalle immagini. Sì, stasera abbiamo fatto un po' di riscaldamento come al solito, poi abbiamo fatto delle esercitazioni più che altro per allenare un po' il fiato e delle esercitazioni tecniche per migliorare, ovviamente, perché siamo in terza categoria e bisogna sempre migliorare. Ecco. In terza categoria conta più l'organizzazione di squadra, avere i singoli giusti, cos'è che fa la differenza secondo te? Ma sicuramente l'organizzazione di squadra è sicuro, per quanto riguarda poi i risultati e tutto, ma sicuramente il gruppo è una delle cose fondamentali per la terza categoria e questo gruppo vale, sono molto contento e ringrazio la società per avermi chiamato e per avermi dato questa possibilità, perché io ho sempre allenato i ragazzi, il primo anno che alleno una prima squadra, mi sto trovando molto bene e sono contento. Grazie Andrea, se non ci sono domande la linea può tornare allo studio. Ecco, visto, approfittiamo di Joel che è appassionato e di intenditore. Ci sono delle novità nei campionati nostri, secondo te, seconda e terza? Poi ritorniamo a Sestri, ma categoria... Intanto ci sono stati i titoli platonici d'inverno, in terza categoria Santa Maria del Taro è primo in classifica, anche se c'è il Mocconesi dietro che tallona un po'. In seconda, molto agguerrito. Invece in seconda c'è una bella lotta, l'Atletico Casazza è campione d'inverno, però subito sotto ci sono San Lorenzo, Borgo Rapallo e Recco, un campionato molto aperto quello di seconda categoria. Vogliamo raccontare un po', Vittorio e Joel, la trasferta, come è andata, cioè anche l'organizzazione non deve essere facile, no? Ma anche il dopo soprattutto, che notizie avete, Joel? La squadra, come hai visto nella foto, vediamola è partita, ancora un po' questa dell'aereo. È partita in aereo e poi è tornata invece col battello e sono tornati questa mattina alle 8:30. Ecco perché non siamo riusciti a portare un giocatore. Anche capiterà perché, prossimamente. No, anche perché poi giochiamo di nuovo venerdì sera e quindi... Eccola lì, era Milano? A Milano, lì a Milano, partenza a Milano sabato mattina. E come detto, dopo la partita sono ripartiti e hanno viaggiato tutta la notte. Ecco. E Vittorio, una vittoria così, il ritorno come sarà stato? Sicuramente quando si vince, anche se si arriva in ritardo e si perde la notte, è bello, no? Sì, però è molto impegnativo, perché tu pensa che per partire da Sestri, andare a Milano a Linate, prendere un aereo, avere organizzato un pullman che ti venga a portare allo stadio, che poi ti deve riportare al porto per ripartire e avere un pulmino che ti riportano a Sestri, tu puoi immaginare una trasferta del genere senza... Ad esempio le squadre sarde hanno dei contributi, noi non avendo contributi sono trasferte che costano un occhio della testa, per cui meno male che abbiamo fatto i 3 punti, se no sarebbe stato veramente un disastro economico e morale, capisci? Certo. Ritorniamo perché abbiamo appunto l'intervista di Barilari e magari ci raccontate qualche fase tecnica. Fabio, ritorniamo a pesistica, un po' la tua storia, la pesistica di Chiavari, così poi vediamo anche qualche ragazzo. Buonasera a tutti, la mia storia è lunga quanto la pesistica a Chiavari. Io ho iniziato nel 77, così per caso, perché giocavo a pallone, anch'io giocavo a pallone, e mi aveva già stufato allora il calcio, ma non perché
il modo del calcio. E da lì ho iniziato a fare l'atleta, sono rimasto lì fino ai giorni nostri. Ho fatto 25 anni di agonismo e dopo l'agonismo poi mi sono dedicato all'insegnamento ai ragazzi, alle persone che vengono in palestra, a chi deve fare anche della riabilitazione, perché la nostra palestra accetta tutti e si può fare tutto. Ecco, raccontiamo un po' dov'è la palestra, chi volesse anche... La nostra Tanto palestra... vediamo qualche foto, qualche immagine che così ci La racconti nostra un po'. palestra è nella serie storica a fianco al campo sportivo dove gioca Lentella, dove ci sono tutte le altre palestrine che sono state ristrutturate da pochi anni dal mancato sindaco Marco Di Capua, e grazie a lui anche che abbiamo una palestra nuova tutta attrezzata. E siamo lì dal 77, quando allora la ristrutturarono già allora. E facilmente raggiungibili, perché poi adesso con tutti gli spazi che hanno creato intorno per lo stadio. Ecco, questo ad esempio, scusa ti interrompo, lascia un po' la foto. Per calcolare questi pesi, come si inizia? Il più piccolo quanto può essere? Ecco, questo. Il più piccolo può essere 500 grammi, il più grande può essere 25 kg. 25 kg. Che è quello rosso è 25 kg, quello blu è 20 kg. E poi perciò 25 più 20, cioè 45 per parte. 25 per parte, più 20 per parte, quindi siamo già a 45, più i chiletti che ci sono, adesso sono 5 kg di metallo, quindi 5 kg da una parte siamo a 50, più il manicotto è 2,5 kg, 52, poi più devi sommare il peso dell'asta che è 20 kg. Insomma, quanto si arriva a sollevare? Dipende dalla categoria, dipende dall'atleta. Ma voi oggi a Chiavari? Ma guarda, abbiamo qui in platea un ragazzo che è anche campione italiano. È qua? È qua. Allora è qua. Prendiamolo un po' e fallo venire lì. Di pesistica olimpica, perché poi c'è anche l'attività, eccolo, guarda. C'è anche l'attività della panca, che viene usata anche come panca paraolimpica, come sport di salvamento pesi in paraolimpica, che lì è tutta altre regole e tutti altri pesi sollevati. Ecco, allora andiamo, è lui in immagine? Sì, è lui, queste sono le sue prime gare nazionali. Ecco, facciamo un applauso al campione italiano. Sentiamolo, lui è Lorenzo Parma, campione italiano di sollevamento pesi. Ti chiedo, come si arriva ad essere campione italiano di sollevamento pesi? Allora, sicuramente bisogna avere molta costanza e quando si ha del tempo libero andare ad allenarsi, non perdere mai un allenamento. Ci vuole sicuramente anche una forza mentale, siccome ci sono dei bassi nell'allenamento, e quando si hanno dei bassi bisogna continuare ad allenarsi e continuare a fare le gare, che sono delle esperienze, e continuare a praticarlo, esperienze. Da quanto tempo lo fai? Faccio questo sport quasi da 3 anni, ho iniziato nell'aprile del 2021 e ho fatto un sacco di gare, non me ne sono persa quasi mai una, e la prossima ce l'ho questo sabato, che è un regionale. In bocca al lupo allora, e Roberto. Vuoi chiedere qualcosa al campione italiano di sollevamento pesi? Ci facciamo prendere in braccio? Di peso? Esatto. Forse non so se l'hai già detto. Allora, in questo sport ci sono 2 esercizi, lo strappo e lo slancio. Per ora il mio massimale sono 102 di strappo e 128 nello slancio. Complimenti. Grazie. Allora, bene, su queste belle immagini, ma mi dicono che c'è nuovamente un collegamento, anche perché hanno finito appunto di allenarsi in colmata e poi sarà anche freddo da quelle parti, è vero Giacomo? Allora, in realtà non fa molto freddo, si sta bene, temperature, clima abbastanza mite, però qua ovviamente la squadra ha sudato, quindi giustamente hanno freddo adesso.
Allora, siamo qui con tutti i ragazzi che intanto ringraziamo per essere rimasti e sentiamo Federico Civaldi che mi hanno detto che è quello che c'è qui da più tempo, da 8 anni. Esatto. Come hai visto cambiare la squadra, i compagni? Ma in questi 8 anni sono passato da essere tra i più giovani a adesso essere tra i più vecchi, quindi ti porti dietro comunque un po' di bagaglio personale, un po' di esperienza, devi portare i giovani a impegnarsi, perché quello che non facevo io quando ero giovane non lo fanno loro adesso, però questi ragazzi che sono adesso di questo nuovo gruppo sono molto tenaci, si impegnano, educati, che molte volte si dà per scontato, ma l'educazione prima di tutto. Come vedi ci sono un po' di tutte le età, c'è anche gente più grande di me, quindi anzi che dà il buon esempio, però per quanto riguarda il gruppo, la dirigenza è spettacolare come dirigenza, se no non ci sarei da così tanti anni. È importante comunque il gruppo in terza categoria. Fondamentale per tenere in alto lo spirito, per divertirsi, perché comunque siamo in terza categoria, è giusto divertirsi, però è giusto anche impegnarsi e provare a vincere sempre ogni sabato, ogni domenica. Io ringrazio la squadra, se non ci sono domande da studio, Roberto, da qui, dalla Colmata è tutto. Mettiamoci d'accordo, venite a festeggiare i 40 anni qua, sono già d'accordo col Presidente, facciamo un applauso noi a voi e voi fatelo a noi, che così facciamo... Ok, qui... Ok, dicono di venire poi in studio per i 40 anni per festeggiare. Molto volentieri, accettiamo l'invito. Hanno accettato l'invito. Grazie a tutti e allora forza Portofino in questo caso, e i 40 anni e buone preparazioni. Benissimo, stacchiamo allora il collegamento dalla Colmata. Allora Luca, ritorniamo in piscina. Gloria lì dei campioni che prima di dare la linea fai un po' di commenti della giornata. La 2, esatto. Intanto dobbiamo dire che purtroppo in questa settimana ci ha lasciato un grande dirigente della Chiavari Nuoto, giocatore, poi dirigente della Chiavari Nuoto, soprattutto in quando c'è stato il primo anno di Serie A nel 77, quindi Anni Croce, Andrino Croce, che tutti conoscono come Anni, che purtroppo ci ha lasciato proprio questa settimana. Ultimamente, negli ultimi anni, aveva fatto anche il direttore della piscina di Chiavari, quando c'era stata la nuova piscina, quindi purtroppo è un grande dirigente che se ne va e la pallanuoto purtroppo ne soffre. Ecco. Però andiamo a vedere... Andiamo a vedere velocemente la classifica, perché si è chiuso il girone di andata, infatti ci sarà poi adesso un sabato di sosta. La classifica vede la Florenza in testa con 33 punti, poi il Bogliasco a 28, Torino 81 25, Brescia Waterpolo 23, Chiavari Nuoto 22, Arenzano 14, Lavagna 90 13, Como Nuoto 12, Sori 8, Carrara 5 e chiudono Padova e Bologna a 3 punti. Con 3 punti. Io andrei dai giocatori della Chiavari Nuoto, ecco, per sentire un po', visto che sono in zona playoff, ecco, e la prossima partita, però poi passeremo all'allenatore questa domanda, ci sarà lo scontro col Bogliasco, ecco, alla ripresa del campionato. Vai Gloria. Perfetto, allora qui abbiamo il capitano appunto della Chiavari Nuoto Matteo Raineri e il vice capitano Jacopo Chiavaccini. Un grandissimo tifo. Allora io andrei subito dal capitano. Intanto ti chiedo come essere il capitano della Chiavari Nuoto e un focus sul appunto campionato. Intanto buonasera a tutti. Essere il capitano per me è un grande motivo d'orgoglio, perché comunque ho fatto tutta la trafila delle giovanili esattamente come gli altri ragazzi che sono qua con noi, quindi è stato un obiettivo che mi è piaciuto molto raggiungere, diciamo, comunque anche molto presto, perché ho 25 anni e sono già da capitano da 4 anni di questa squadra. A partire dalla Serie B siamo riusciti ad arrivare fino alla 2, adesso, come giustamente Luca ha detto, ci stiamo giocando una zona calda, diciamo, del campionato. E diciamo, partendo dalla sua domanda, non rispondo ovviamente perché era velata, non era diretta, però sicuramente sarà una partita molto fondamentale in chiave dei nostri obiettivi, diciamo, stagionali. Però si vedrà, noi ce la metteremo tutta, abbiamo 2 settimane di allenamento.
Mi sembra che ha vinto il Bogliasco, ma di un gol, mi sembra. Ecco, quindi ve la siete giocata comunque fino all'ultimo. C'è Ecco, un po' di quindi... amaro in bocca allora. Assolutamente, cercheremo di vendicarci, un po' per uno. Giusto. Allora, con questa battuta io invece qui andrei più sulla passione, perché prima ridendo e scherzando abbiamo detto un amore per la piscina. Com'è nata questa diciamo, passione appunto per la pallanuoto? Ma diciamo che come tutti i ragazzi più o meno mi sono avvicinato al mondo del nuoto all'inizio, essendo anche comunque una città di mare, comunque siamo più improntati verso andare sulla piscina, e da lì poi si inizia con le prove, la pallanuoto così, e magari vedendo che un po' il braccio un po' più dedicato allo sport, così con la palla e tutto, gioco di squadra, alla fine siamo finiti una pallanuoto ed è stato subito, diciamo, una passione perché mi piaceva stare con i ragazzi, è comunque uno sport faticoso che però comunque ti regala anche soddisfazioni. Visto che ce l'hai accanto, vuoi dare un consiglio ai più giovani? Ma allora di non mollare mai, di continuare ad allenarsi e di trovare dei compagni, degli amici con cui condividere esperienze, perché è fondamentale. Bel messaggio, grazie. Chiediamo subito all'allenatore Lucianti. Allora, intanto un bel girone di andata, decisamente, quinto posto però proprio a ridosso dalla posizione playoff. Ecco, scontro, prossima partita col Bogliasco e l'obiettivo, insomma, non è nascosto quello dei playoff, ecco, di raggiungere i playoff. Assolutamente, siamo in ballo e balliamo, non ci tiriamo certo indietro. Devo dirti che come ormai una caratteristica nota della Serie A2, è un campionato molto, molto equilibrato. Ogni sabato è una partita da tripla. Tra l'altro qua in Liguria ci sono tante squadre, quindi tanti derby molto sentiti. Sono tutte partite molto complicate e lo sarà sicuramente quella tra 2 settimane. Tra l'altro giochiamo fuori casa. Loro sono una squadra retrocessa l'anno scorso dal campionato di Serie 1, quindi hanno anche questo vantaggio che adesso solitamente le squadre che retrocedono da un campionato superiore, da una categoria superiore, i primi mesi, il primo anno vanno un po' su quello che hanno vissuto, diciamo che è una velocità della palla, del gioco molto superiore rispetto alla categoria in cui militano adesso, quindi questo gli dà sicuramente un vantaggio. Noi però ci stiamo allenando, ci teniamo a far bene e sicuramente ce la metteremo tutta, questo è sicuro. Bene, facciamo un punto sul Lavagna perché Lavagna ha perso 7-3 in casa col Brescia, un Brescia che nei primi 2 tempi si è portato in vantaggio sul 5-0, ha diciamo sfruttato tutte le occasioni, ha sfruttato soprattutto il Brescia è riuscito a diciamo, come si può dire, a comprendere immediatamente il metro arbitrale, ecco. Quindi con questo vantaggio è riuscito poi appunto a portarsi sul 5-0, sostenuto anche dall'ottimo portiere che hanno, probabilmente il portiere più forte del girone nord, e questo ovviamente poi un 5-0 al Brescia dopo i primi 2 tempi non si riesce più a recuperare, quindi Lavagna pur con gli sforzi, tutti gli sforzi possibili, più del 7-3 non è riuscita ad andare, ecco. E il Lavagna avrà lo scontro col Sori invece all'inizio del girone di ritorno, un Sori che è andato a vincere col Marina di Carrara, quindi dopo un campionato senz'altro incerto, adesso con questa vittoria, anche se raggiunta solo di un gol, si rimette un po', diciamo, in careggiata, anche perché si pensava che potesse essere una squadra che lottasse per i playoff, invece non è andata così, e quindi sarà anche questo un bello scontro tra Lavagna e Sori, insomma importante per la classifica. Bene, allora
alterniamo dalla pallanuoto con tutti questi bei dati, non so se ci sarà qualcosa da femminile, ma semmai dopo. No, il campionato femminile è fermo fino al 24 di febbraio perché ci sono appunto i mondiali e quello maschile riprenderà il 2 marzo, ecco, quindi avremo modo poi più avanti di approfondire. Allora stiamo sulla 2. Sì, benissimo. Per adesso stiamo sulla 2. Allora Andrei, in regia se riusciamo a mandare il servizio del Sestri Levante Calcio, credo il mister Barilari. Direi che stiamo facendo tutto. All'inizio campionato probabilmente ci pronosticavano con 10 punti alla fine, quindi ne abbiamo 25 e direi che stiamo facendo tutto sommato bene. Oggi sinceramente la volontà c'era di provare a fare calcio, però è ovvio che quando poi la Torres viene in quel modo, soprattutto all'inizio, che ti impedisce anche di uscire dall'area, diventa difficile, a quel punto soffri più che puoi e cerchi di non prendere il gol. Non ci sono grandi alternative secondo me, la Torres è una squadra fortissima a mio avviso e quindi quando tu provi a giocare dal basso, se sbagli un attimo un po' per il campo, un po' per la loro pressione, sbagli, prendi gol, se la lanci gliela ridai a loro e sei di nuovo sotto e alla fine vengono fuori queste partite dove devi ringraziare anche un po' la fortuna, il cuore, perché chiaramente anche a Pescara secondo me non avevamo fatto male la prima mezz'ora, però poi loro ti fanno gol, vanno in vantaggio e la partita cambia, è evidente. Qui se noi fossimo andati sotto nel primo momento della pressione della Torres probabilmente sarebbe finita malissimo. È ovvio che più riesci a soffrire, poi fai gol e quindi alla fine chiaramente poi fai una partita completamente diversa, la tua l'hai preparata. Joel, abbiamo visto anche qualche tifoso, un gruppetto fino a Olbia. Una dozzina di tifosi che ringrazio perché loro hanno fatto il viaggio di andata e di ritorno in battello e quindi è stata una bella notte lunga per loro, però erano contenti per la vittoria. Quindi... Ecco, un mister molto sempre concreto, sempre degli spunti che si ascolta volentieri. Una persona molto molto educata, una persona molto umile ed è una persona che sta dimostrando soprattutto quest'anno di essere un bravo allenatore. Io ammetto e confesso che quando la società l'aveva promosso perché lui allenava la juniores nazionale, io avevo qualche dubbio, ma non per le qualità tecniche, perché non è che avessi visto tante partite della juniores, ma perché non aveva molte esperienze. Questi sono campionati di Serie D già impegnativi. E invece ha dimostrato di essere bravo, ma lo sta dimostrando più quest'anno, perché l'anno scorso effettivamente la squadra era davvero forte e quest'anno, visto che il Sestri è in mezzo a dei giganti, riesce con delle idee tattiche o anche cambiando la formazione in corso d'opera, sta dimostrando tutto il suo valore. Vittorio, ritornerei, forse abbiamo anche qualche immagine al derby di domenica scorsa, soprattutto per questo clima di tifoseria, insomma, aver fatto questo derby al Ferrari, credo che avete avuto una bellissima idea. Questo, non so da dove è nata, il presidente Risaliti, Stefano, ma tutti quanti voi avete insomma, coinvolto tante persone ed è stato, credo, sulla cronaca un po' di, sicuramente ligure. Rifiutavamo l'idea di fare un derby dopo così tanti anni, cioè adesso i ragazzi hanno, le leve giovanili hanno quella fantastica storia di vedere una squadra di una cittadina di 16.000 abitanti nei professionisti, cosa che noi non abbiamo mai potuto avere nella nostra gioventù. Sono ricordi mitologici, per cui avere un legame affettivo nei confronti di una squadra è anche viverla. E dato che il derby d'andata era stato veramente uno spettacolo di affluenza, una serata anche piovosa, noi rifiutavamo l'idea di fare una partita a porte chiuse, abbiamo voluto dare anche un senso e soprattutto un regalo del Presidente, un regalo molto costoso, fra parentesi, perché non è che costava un pochino, però è stata veramente una manifestazione per poter avere una vicinanza tutti insieme per vedere un evento e credo che sia una delle pagine che rimarrà a lungo nella storia del nostro club.
Ecco Silvia, il settore femminile segue il settore maschile, la prima squadra va a fare il tifo oppure com'è? Sì, purtroppo quest'anno lo seguono più attraverso i social. Io vedo comunque la domenica o il sabato che le ragazze ripostano, ricondividono le storie che il Sestri Levante condivide sui social. Questo comunque è già un sintomo di appartenenza. Quando c'è stata l'occasione appunto di partecipare alla partita e supportare la squadra Marassi, l'Under 15 era alle 12:30 impegnata sui campi di Colli Ortonovo. Finita la partita siamo volati tutti insieme, siamo andati a Marassi a sostenere la squadra e lì c'erano già le bimbe di Under 10 e Under 12 in campo che hanno accolto i giocatori all'ingresso della partita, diciamo. È stata una bellissima esperienza anche proprio per unirci dentro a questi colori, e anche magari ragazze appunto che sono al primo anno, che si spostano da Genova a Sestri Levante per 2 allenamenti più la partita e fanno tanti sacrifici anche per lo studio, però tutto per passione. Bene, andiamo a conoscere qualche altro volto che è già in postazione. Esatto, io sono qui con Noemi, lei gioca a centrocampo e diciamo lei è una di quelle ragazze che arriva da Genova questa sera qui a Chiavari, ma che appunto va a allenarsi a Sestri Levante 2 volte a settimana. E com'è la vita comunque, anche di questi spostamenti? E mi hai detto che hai appena iniziato comunque la prima superiore, quindi conciliare il tutto, com'è? Difficile? Allora, sicuramente non è facile, però con le mie amiche che vengono da Genova è più facile stare entre noi insieme, ci divertiamo e passiamo il tempo. E chiedo anche a te come mai il calcio? Perché è uno sport diverso dagli altri, all'inizio era una competizione per me, per dimostrare che lo sport, il calcio non è solamente per maschi ma anche per femmine, e credo che ci sono riuscita abbastanza. E su questo vorrei fare un grandissimo applauso, mi emoziono quasi. Perché, guarda, io ho giocato a calcio anni fa, ero piccolina, avevo 6 anni, ho fatto un anno, mi ricordo, con, appunto, si giocava misti, maschi e femmine, ero l'unica femmina e non sono mai riuscita poi ad andare oltre perché ho detto no, non posso farlo, invece vedendo tutte loro qui secondo me si può fare, si deve fare e ancora complimenti perché veramente siete fortissime. E il rapporto invece con il mister e con le compagne direi che va bene, con comunque compagne di viaggio, compagne di campo. Allora, tra di noi c'è grande rispetto, ma anche sempre un po' di rivalità tra di noi, portandoci sempre rispetto dentro e fuori dal campo. Il nostro mister crede tantissimo in noi, crede nella vittoria per il campionato e anche noi ci crediamo. Grazie mille. Allora, vediamo se riusciamo ancora, magari un genitore come al solito, che si offre a fare una battuta ma senza nessuna sforza. Luca? Io invece volevo far intervenire Giovanni perché lui è un mental coach anche oltre che allenatore delle squadre di nuoto. Che ruolo ha il mental coach appunto in questo sport, nuoto, pallanuoto e nuoto artistico, e se ci sono delle differenze tra le varie discipline come mental coach? Ecco. Sì, ci sono grandi differenze, direi anche tra atleta e atleta dello stesso sport. E, partendo dalla prima domanda, quello che è il ruolo del mental coach in breve è un po' un supporto dal punto di vista mentale e emotivo per quello che è non solo, in questo caso io lavoro con atleti, ma diciamo che il mental coach lavora anche a livello di aziende e in altri ambiti. Detto questo, la diversità tra i vari sport acquatici sia enorme. Partiamo dalla pallanuoto, che è uno sport di squadre, quindi per lo più si lavora con la squadra e quindi si lavora tanto sul gruppo, sugli obiettivi comuni e su una costruzione d'insieme. Il nuoto, chiaramente, essendo uno sport prevalentemente individuale, tolte le staffette, ha sicuramente richiede un lavoro più settoriale, più legato a quello che è il lavoro
singolo atleta, si lavora anche di squadra e si lavora bene perché si fatica tutti insieme e quindi insomma questa cosa crea cameratismo, crea gruppo anche all'interno del nuoto. Il nuoto artistico è un po' l'unione tra queste due tipologie di sport perché è sia uno sport individuale che uno sport di squadra. Quindi c'è sia il lavoro che si vede con insomma l'individualità, no, del risultato di voler raggiungere il proprio obiettivo e poi quello che è il lavoro nel doppio o nella squadra che quindi dipende anche da altri e necessita di un lavoro comune. E in più aggiungo che nel nuoto artistico c'è un'altra difficoltà, chiamiamola in più, ovvero il giudizio dei giudici. Mentre nel nuoto parla il cronometro e nella pallanuoto ci si confronta con un avversario ma che comunque è in campo con te, nel nuoto artistico si viene comunque messi un po' sul banco e si viene giudicati in base a quello che si riesce a mostrare, non sempre è facile accettarlo, quindi diciamo che è molto diverso ma stimolante in tutti e tre i casi. Ecco, a un vecchio master che fa nuoto, gare veloci, cosa consiglieresti? Ma consiglierei intanto di divertirsi, di vivere, ma il divertimento è un qualcosa che in realtà io credo debba appartenere ad ogni livello dello sport, nel senso che anche chi è un professionista, chi fa sport ad alti livelli deve sapersi divertire in quello che fa, altrimenti si fa veramente fatica. Per un master diciamo che questa componente è preponderante rispetto a tutto il resto. Quindi... Era una domanda a interesse personale, abbiate pazienza. Grazie Giovanni. Allora, facciamo un pochino, non so, vittoria da sportivo, sentendo questi campioni della pallanuoto, nuoto, la stessa pesistica, ecco. Beh, sono tutti sport che, come tutti, sono di grande sacrificio, soprattutto quelli fatti in maniera singola, perché lo sport di squadra si differenzia sempre un po' di più, no? Mentre ho molto più rispetto per gli sport singoli perché oltre alla tenacia, alla dedizione e tutto ci vuole tanta testa e li rispetto tanto perché credo che quando si ottengono certi risultati devi avere una grande testa. E invece Luciano, col calcio ad esempio, che rapporti hai? Io? Ottimo. Segui qualche squadra? Sì, sicuramente. Cioè la pesistica ti dà il tempo da poter seguire? Sì, certo. No, riesco a seguire anche il calcio, come passione ci mancherebbe altro. Sono due cose diverse, su questo non c'è... E Fabio, è questo derby che c'è la squadra sempre? rosso-blu, io te lo dico. È rosso-blu? Allora sei per i Sesti stasera. Un po' più I colori sono uguali. I colori sono uguali. Invece Luciano... di quale squadra non si può dire. A tutti rossoblu questa sera. Andiamo a vedere con Gabriele se invece con altri sport o tra pallanuoto. Toscano. Io sono toscano. Perciò fiorentino. Fiorentina tutta la vita, sì. Insomma, sono anche anni buoni o no? Sì, diciamo di sì, dai, rispetto a qualche anno fa. Sera però magari. Andiamo un bello pietoso. Insomma, tu hai scelto la pallanuoto? Sì, anch'io, come dicevano prima i ragazzi, che è una situazione molto comune. Ho iniziato col nuoto a Firenze e poi da lì sono passato poi alla pallanuoto perché era più divertente, c'era il coinvolgimento del gruppo. È anche più simile diciamo, al calcio, ma pratica di Napoli. Idolo di Firenze che è riferimento del calcio? Del calcio? Ma sicuramente Battistuta perché l'ho visto in prima persona, nel senso che in quegli anni lì era il periodo in cui lui faceva valanghe di gol. Noi andavamo allo stadio, tra l'altro invitati, quindi mi capitava spesso insomma, di vederlo direttamente. E invece la Silvia, oltre al calcio, hai qualche altro sport? Ma prima di giocare a calcio ho provato tutti gli sport, anche perché quando a mio papà ho detto papà vorrei giocare a calcio, è rimasto un brividi. po' spiazzato? Sì, abbastanza. E mi piaceva molto il tennis
invidio tantissimo i pallanuotisti e i nuotatori perché secondo me sono sport comunque molto faticosi, nel senso bisogna avere tanta passione, tanta determinazione. Mi interessava molto la pesistica, infatti prima parlavo con il mio collega qua a fianco, sarebbe interessante anche provare, però sicuramente sono più portata per gli sport di squadra. Di squadra. Perché, sì. Joel, invece tu, appassionato di solo calcio, solo calcio, eh? Purtroppo solo calcio. Ma oltre però... al Sestri? Il Sestri. No, ti spiego, io ho sempre tifato per il Sestri, anche quando ero bambino, tifavo il Milan e il Sestri. Milanista lo sono ancora, ma seguo poco. Se mi Un chiedi, po' meno, ecco. Sì, in realtà il Sestri l'ho sempre seguito e tra l'altro tra il pubblico ho visto un vecchio tifoso dell'Entella che è un mio amico e devo dire che anche quando ero ragazzino, piccolino, io quel ragazzo lì l'ho sempre visto a vedere l'Entella, quindi direi che sono tanti anni che sia io sia lui seguiamo. Diretta, è un papesistica fa. Papesistica. Sì, sì, e sì. Chi è? Macciò Federico. Alzati un po', dai, vieni, facciamo, dai, vai da Gloria, vieni. Vieni. Come si chiama di nome? Federico, vieni un po' da Gloria, vai. Così facciamo un derby in diretta, dai. Io lo stimo perché lui è sempre andato a vedere l'Entella, sempre. Quindi sempre andato a vedere. Sì, sempre, anche in tempi non positivi, ma per questo lo stimo molto. Ecco, vediamo a favore di telecamera se ci siamo. Allora, sentiamo un po' Federico cosa risponde da Chiavari all'amico Joel da Sestri del Valle. Speriamo che vi salvate, cosa dirlo? Non so cosa dirvi. Io non tifo contro, però speriamo che vi salvate. Ma Federico, come mai questa Entella non riesce a segnare tutte queste partite? Se manca un attaccante, secondo me. No, ma adesso hanno risistemato. Sì, però dipende anche dal gioco. Dipende anche come imposta l'allenatore il gioco. Secondo me è impostato molto sulla difensiva e quindi fare gol è molto difficile. E come hai vissuto questi due? Io credo che il nostro Tigullio dobbiamo fare il tifo per tutte No, e ero due. dall'altra parte, nella curva di là. scusa, Speravo di vincere, però poi... Federica e Joel, bisogna fare il tifo per Sestri e Entella perché Sestri è più certo, bello il Tigullio contro te due. fai il derby al Sivori è più bello l'anno prossimo. Sarebbe piaciuto anche a me, Sarebbe speriamo bello. l'anno prossimo. Sento un po' di tensione comunque. Ecco, no, bello, bravo Joel, che l'amicizia fa diventare i tifosi così. Visto però che qua, chiediamogli qualcosa perché ha la maglietta della pesistica, Federico. Federico, cosa ci vuoi raccontare della pesistica? Abbiamo già detto tanto, però. 20 anni di pesistica con Fabio, abbiamo fatto tantissime gare, con Mirko anche là, che non si vede, e ci siamo divertiti. È stato bello, tanta passione, tanti viaggi, bello veramente, bella esperienza, un'esperienza di vita anche, con Dino anche. Perché io sono ancora della vecchia guardia. E ancora adesso comunque pratichi? Non gareggio più. No. Seguo i ragazzi, seguo Lorenzo, seguo Thomas. Lorenzo fortissimo, mi auguro che diventi campione italiano anche quest'anno, le possibilità ce l'ha. Sicuramente, ora proviamo la qualificazione agli juniores con questa gara e vediamo. Ma seguite una dieta, cioè c'è qualcosa anche da quel punto di vista oppure è tutto allenamento e basta? No, allenamento, poi vabbè certo si bisogna stare nel peso, lui sta nella 73, quindi deve mantenersi sotto i 73 kg. In genere ci sta tranquillo. Ora speriamo bene. Speriamo bene, allora in bocca al lupo a Lorenzo, direi. Lorenzo, secondo me ora è l'atleta di punta della nostra società. C'è anche Thomas che sta crescendo parecchio, che è arrivato ancora ragazzino, si è formato fisicamente, ora sta crescendo piano piano. Forze ne avete.
in tutti i sensi, diciamo. Allora una battuta, salutiamo Federico che con Joel avete fatto lo sketch Virtus Entella e Sestri Levante, bellissimo. Io vorrei una battuta a gloria dei due, c'è la segretaria della pesistica mi sembra e un allenatore, proprio un Esatto, flash. c'è Igor Fortin che è l'allenatore, lui prima mi spiegava un po' questo mondo complicatissimo per me, a me sconosciuto, e mi parlava che lui si occupa della cultura fisica. Tu sai cos'è? No, è Esatto, qua ce lo per facciamo spiegare spiegarlo, apposta dai. perché... Innanzitutto buonasera, io è dall'86 che pratico questo sport per caso e da lì non mi sono mai fermato, e per quanto riguarda la cultura fisica non è altro che un allenamento concentrato su tutti i gruppi muscolari. Più semplice di così non si può. Breve e conciso, invece passo di qui dalla futura segretaria Daniela Olivieri, che è tra le altre cose la mamma del campione italiano Lorenzo, quindi tutto allora, in famiglia. E ti chiedo, tu prima mi hai detto che sei comunque una sportiva e adesso ti approcci ancora di più, entri ancora di più in questo mondo, comunque deve essere emozionante per te sia, diciamo, dal tuo punto di vista sia lavorativo per passione di sport, ma anche comunque tuo figlio è campione italiano, quindi è una bella soddisfazione. Assolutamente, intanto buonasera a tutti. Sì, assolutamente una grande soddisfazione, lo seguo sempre e sono orgogliosa. Lo seguirà ancora di più ora facendo la segretaria. Insomma, Vabbè. mentre fate sempre di più il tifo per quei momenti lì, no? Perché poi non si prepara la gara, quanto dura? È velocissimo. La gara in se stessa non dura tanto, però vabbè, tutta la preparazione, cioè partiamo prima, andiamo là, vediamo l'allenamento, cioè è emozionante tutto, dall'inizio alla fine. Ci si prepara poi in pochi minuti, bisogna essere Esatto, concentrati. bisogna essere concentrati, sì. Bene, allora a tutte le Grazie mamme mille. dei campioni. Però c'è anche Lorenzo Cavallo che è quello Sì. della Chiavari Nuoto. Assolutamente. Almeno qualcosa ci deve dire. Allora, Gloria, alzati. Era previsto, ma visto che sei lì, alzati Lorenzo. Un saluto. Ciao a tutti, buonasera, grazie a Roberto e a Luca. E niente, basta, io cerco di far conoscere la Chiavari Nuoto, portare la Chiavari Nuoto sui social e avere un po' di rapporti con la stampa perché la pallanuoto, come sappiamo, è uno sport diciamo un po' di nicchia, quindi cerchiamo di pubblicizzarlo il più possibile. Bene, e con l'addetto stampa della Bagna come Siamo va, amici, Luca? lo diciamo tranquillamente. Ci dilettiamo nella pallanuoto amatoriale d'estate al mare. Siamo molto molto amici, quindi si può dire assolutamente. No, bravi. Idilliaci, almeno da parte mia. Adesso Sì, Luca no, mi potrebbe dire no, no. anche per me. Ci manca Poi anche con ognuno Lorenzo. bisogna vincere, Andiamo- però. Sì, esatto. Grazie Lorenzo Beh, che il hai derby organizzato però, tutto questa come sera. prima il derby è derby, sia ben inteso. Assolutamente, Alla, esatto. alla terza giornata ci sarà il derby Lavagna Chiavari, quindi sarà, primo sarà tutto comandato? da seguire. Il primo comandato? primo abbiamo un pareggio, 10-10 mi sembra. Subito, pareggio. No, quindi il prossimo speriamo che di vincerlo noi. Vinca il Chiavari. Esatto. E invece la Bagna. Esatto. Lavagna dovrà Che vinca il migliore. dovrà cercare di recuperare punti, ecco. Lorenzo, salutone a tuo papà Paolo, è una Grazie. grande E avete firma sbagliato- del avete secolo sbagliato il XIX. giornalista perché lui era sicuramente più bravo di me. Bisogna portarlo insieme a te. Bene, dai. Allora, siamo a fine, hai ancora due atleti lì, ma proprio un saluto al volo. Un saluto al volo perché è giusto anche per loro, che sono Jacopo e Filippo dell'Under 14 e pallanuoto appunto Chiavari. Io volevo concentrarmi, visto che dobbiamo comunque chiudere velocemente, sull'aspetto quello più simpatico che mi avete detto prima, del fatto che voi comunque, dico vi ispirate, però guardate spesso le partite dei più grandi che avete accanto, prendete ispirazione, si può dire? Sì, assolutamente, cerchiamo di supportarli sempre il più possibile, venendo sempre a vedere le partite. Diciamo che dall'inizio del campionato si è creato un po' un ambiente
che aiuta a supportare la prima squadra, e a noi fa sempre piacere andare a vederli nel bene e nel male, sempre. E loro vengono a vedere voi? Non sempre. Va bene, grazie, grazie. Allora ci salutiamo. Un bel saluto a tutti i Sestri Levante, a Joel, a Vittoria, a Silvia. Silvia, volevi aggiungere qualcosa perché fai anche... Sì, no, faccio anche beach soccer, infatti volevo invitarvi tutti alla tappa di Genova. Per la prima volta Genova ospiterà la tappa del campionato di beach soccer. E le date non credo siano ancora uscite, però tra giugno e luglio, diciamo. Vabbè, sentiamoci, magari facciamo una puntata. Assolutamente. Grazie Joel. Vittoria, dove giocherai Sestri? Siamo venerdì sera contro il Perugia, venerdì sera alle 20:45 contro il Perugia a porte aperte a Vercelli. Benissimo, grazie, un saluto a tutta la squadra, ma ci vediamo presto, Joel, alterniamo un pochino e qua passano le settimane. Un bel saluto a tutta la pesistica chiavarese, è qua con Luciano Birghenti e Fabio Cogorno, abbiamo conosciuto il campione italiano, insomma c'è tutto piccolo gruppo per andare avanti. Grazie, un applauso alla pesistica. E poi abbiamo detto la grande pallanuoto, prossima partita, mister? Tra 2 settimane a Bogliasco. Ah, prendete il Derbissimo. per due settimane. Perché si è chiuso il girone d'andata, c'è un sabato di sosta. Benissimo, allora Gloria, possiamo finire così. Salutiamo tutta la nostra squadra, la regia, tutti i cameraman, gli addetti sala, dobbiamo dire così. Bravissimi ancora una volta. Luca, ci vediamo la prossima settimana. Un saluto a tutti, buona settimana a tutti. Buonasera.